Il TAR del Veneto ha confermato in carica 2 dei 5 consiglieri di amministrazione dell'IPAB di Cavarzare. Per gli altri 3 dovrà decidere il sindaco. Infatti risalgono al settembre 2021, quando il sindaco del tempo, Henry Tommasi, nominò il consiglio di amministrazione poco prima della sua scadenza naturale e poco prima delle elezioni amministrative, che portarono Pierfrancesco Munari sulla poltrona di primo cittadino. Munari, in campagna elettorale, aveva criticato Tommasi perché i 5 nominati, Andrea Orlandin, Luciana Mischiari, Bruno Cassetta, Ilaria Armarolli e Valentino Ruggini, erano stati scelti, a suo dire, su base puramente politica, essendo tutti sostenitori della maggioranza uscente di centrosinistra. In coerenza con questa posizione, Munari, qualche mese fa, aveva annullato le nomine fatte da Tommasi e i consiglieri erano ricorsi al TAR contro l'annullamento. Più precisamente, Mischiari e Armarolli avevano presentato ricorso e un secondo ricorso ad adiuvandum era stato presentato dall'IPAB, in quanto ente quasi a rappresentare anche gli altri 3. Il TAR ha dato ragione alle 2 consiglieri ricorrenti, annullando il decreto di Munari per quanto le riguarda e confermandole nel consiglio di amministrazione. Il TAR però ha anche respinto, giudicandolo inammissibile, il ricorso dell'IPAB e non ha esteso la sentenza agli altri componenti del consiglio di amministrazione, per i quali il decreto di Munari quindi è diventato definitivo. Spetta a Munari adesso decidere se sostituire o meno i 3 consiglieri.